Una storia lunga, 9 anni, 6 mesi e 3 settimane. Paolo Trovò, imprenditore veneziano, la sua ditta produce apparecchi per la saldatura, ricorda ogni singolo momento. La vita cambia improvvisamente quando nel 2006 gli arriva un accertamento fiscale d'ufficio. Tutta colpa del calo del fatturato dovuto alla bolla cinese scoppiata improvvisamente in Europa. All'Agenzia delle Entrate non tornano i conti e decidono, basandosi sugli studi di settore, di mandare un conto salato a Trovò, 300.000 euro per evasione. La prova della sua malversazione, secondo i tecnici del fisco, starebbe nel fatto che Trovò non ha licenziato nessuno. Pagare la multa e chiudere l'azienda lasciando a casa 15 dipendenti o reagire. Trovò decide di percorrere la seconda strada. Lo studio di settore dice: secondo me tu hai evaso, dimostrami il contrario. Sta a te portare le prove che l'evasione non è avvenuta. E questo noi abbiamo fatto. Per cui abbiamo cominciato scientificamente e analiticamente con il mio commercialista e con le mie 2 impiegate a lavorare sul dimostrare la differenza fra cliente e cliente in termini di fatturato fra gli esercizi 2004, 5 e 6. Io me lo ricordo perfettamente perché si può immaginare se io posso dimenticare quel periodo. Con le unghie e coi denti, perché questa io l'ho sempre considerata, ho 15 dipendenti più le 2 impiegate, una grande famiglia. Sono riuscito a mantenere i posti di lavoro con grande difficoltà. Inizia un calvario, 6 udienze di cui 2 andate deserte per assenza dei relatori, 2 sentenze e 2 appelli, perché l'Agenzia delle Entrate, nonostante l'assoluzione in primo grado, si appella. Il 60° giorno utile per l'appello, l'Agenzia delle Entrate si appella e quindi dobbiamo ricominciare, ripartire da zero. Una settimana fa, il secondo grado che dà nuovamente ragione a Trovò. Qual è il mio sogno, il mio augurio? Che possa servire a chi di dovere e possa essere messa a disposizione degli altri, perché ce ne sono tanti, tanti, tanti altri che si trovano nelle mie condizioni, appesi ad un filo. E io voglio che questa mia esperienza serva in positivo. Mi auguro che tanti altri possano venirne fuori come ne sono venuto fuori io.